Quarta corsa, un confronto con i nastri alla pari, Zapping Sea, Zelinda, Zenocolò, Zenalter, Zardoval, Zagaran Bigi, Zanzara Jet, Zeus Sindal, Zaira LL. Scuderia fra Zapping Sea e Zardovald, che sono anche i favoriti. Zardovald il più atteso, 1,42 la quota in questo momento. Andiamo signori, mettersi bene in ordine. State bene a contatto dall'1 al 5, serrare e stare a contatto, piano ballotta, non accelerate adesso. Andate bene su dritti e in alto, Aspettate i segnali, andiamo avanti, 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 avanti. Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato, vediamo veloce Zenocolò che si avvantaggia nei confronti di... Numero 1, Zapping Intanto l'errore SI, di Zapping squalificato. sì, all'esterno veloce Zeus Sindal che cerca di sfondare su Zenocolò che prova a tenere l'avversario. Partito così così Zardovald, mentre parte bene anche Zanzara Jet che va alla corda in terza posizione, poi Zagara Nbigi, mentre Zardovald è all'esterno. Sbaglia Zardovald in questo momento, l'errore di Zardovald. E così in Numero vantaggio 5, Zardovald, Zeus Sindal dopo squalificato. 400 metri, la scuderia squalificata, entrambi i concorrenti della scuderia favorita, Zapping Sea, Zardovald out, quindi Zeus Sindal conduce dopo 500 metri di gara nei confronti di Zenocolò, terza Numero posizione 2, per Zanzara Zelinda, Jet, ha sbagliato anche squalificato. Zelinda, all'esterno si muove invece Zenalter, mentre lungo la corda vanno Zagaran Bigi e Zaira LL, vale a dire i superstiti. I 600 in 48,2 si affronta il completamento del mezzo miglio, 1,4,5 con Zeus Indal e Roberto Vecchione a fare l'andatura. Seconda posizione per Zenocolò in progressione esterna fino alle prime battute Zenalter. Lungo la corda c'è invece Zanzara Jet in terza posizione, ha spostato anche Zagaran Bigi che lascia in coda Zaira LL. Chilometro iniziale in un tranquillo 1,21,4, ma ora Zenalter attacca, va su Zeus Indal, lo costringe ad accelerare quando manca un giro alla conclusione, un parziale forse più veloce qui davanti alle tribune, 14,8 con Zeus Indal che ribatte comunque all'attacco di Zenalter, lungo la corda tiene botta Zenocolò, poi Zanzara Jet, all'esterno anche Zagaran Bigi, più indietro Zaira LL, siamo a 600 dalla conclusione, 15,4 il parziale con leader Zeus Indal, all'esterno si impegna ancora Zenalter con alla corda Zenocolò, all'esterno Zagaran Bigi, cavalli a 500 scarsi dalla conclusione con Zeus Indal che continua a comandare la gara e spara ora un parziale in 14,7 ma rimane sempre al sediolo Zenalter, che è autore di corsa davvero generosa, sposta in terza ruota invece Zagaran Bigi mentre lungo la corda Zenocolò, poi viene via anche Zanzara Jet, completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in testa Zeus Indal, l'attacco di Zagaran Bigi che va a centropista anticipando Zanzara Jet, finale con Zagaran Bigi che mette in difficoltà il leader e passa per vincere autorevolmente nel finale Zagaran Bigi per il secondo sul palo, anche Zanzara Jet probabilmente ha ragione di Zeus Indal, ma l'arrivo è comunque serrato per il secondo posto, 1,19,1 sul doppio chilometro, Zagaran Bigi, VP dell'Annunziata, la quota di 3,92 al totalizzatore, andiamo a vedere nel finale Zagaran Bigi che passa autorevolmente per concludere netta vincitrice, mentre per il secondo andiamo a vedere ora le immagini del Raneti che ci viene riproposto, l'impressione è che il numero 7 di Zanzara Jet abbia infine ragione del numero 8 di Zeus Indal. Ordine d'arrivo ufficioso, quindi 6, 7, 8. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione.